E sono giunte poco fa le percentuali riguardanti i votanti per quanto riguarda l'Italia. Alle ore 12 erano stati il 16,66% ad esprimere la propria preferenza per quanto riguarda le elezioni europee. Sul territorio padovano invece, nella provincia, la percentuale è del 20,14% rispetto alla precedente percentuale che era del 20,82%. Andiamo ora ad elencare i vari comuni della provincia che erano al voto per le elezioni europee. Abano Terme la percentuale alle 12 era del 17,14%, ad Agna del 21,97%, Albignasigo del 17,17%, ad Anguillara Veneta del 23,44%, ad Arquà Petrarca 25,52% rispetto alla precedente del 24,49%, ad Arre 18,87% rispetto alla precedente del 17,51%, ad Arzergrande 21,50 rispetto a 17,88, Bagnoli di Sopra 24 rispetto a 23,63, Baone 24,28, Barbona 21,65, Battaglia Terme 22,68 rispetto a 24,87 della precedente tornata, Boara Pisani 18,65 rispetto a 18,12, Borgo Veneto 17,56, non c'è una percentuale precedente perché è un comune nuovo, Borgo Ricco 23,62 rispetto a 24,01, Bovolenta 18,57 rispetto a 16,60, Brugine 22,75 rispetto a 23,40, Cadoneghe 23,33 rispetto a 23,37, Campo San Martino 24,74, Campo d'Arsego 15,70, Campodoro 27,67, Campo San Piero 23,03 rispetto a 25,31, Candiana 23,91 rispetto a 23,06, Carceri 20,06, Carmignano di Brenta 24,62 rispetto a 22,98. Qui a Carceri ci sono stati degli aumenti rispetto alla tornata precedente. Cartura 16,88 rispetto a 17,35, Casale di Scodosia 23,19 rispetto a 23,75, Casal Serugo 19,19 rispetto a 17,32. Anche qui la percentuale alle ore 12 era superiore alla percentuale precedente, sempre nella stessa fascia oraria. A Castelbaldo 16,69 rispetto a 14,01, Cervarese Santa Croce 22,79 rispetto alla precedente di 22,79, Cinto Euganeo 21,67 rispetto a 21,88, Cittadella 17,99 rispetto alla precedente di 16,28, Codevigo 15,96 rispetto a 15,58, Conselve 16,29 rispetto a 16,41, Correzzola 19,05 rispetto a 21,43, Curtarolo 24,80 rispetto a 22,99, 2 Carrare 17,40 rispetto a 17,21, Este 19,18 rispetto a 17,51, Fontaniva 23,65 rispetto a 23,34, Galliera Veneta 21,41 rispetto a 21,26, Galzignano Terme 16,69 rispetto a 14,24, Gazzo 17,50 rispetto a 13,66, Gran Torto 17,52 rispetto a 16,89, Granze 14,88 rispetto a 13,16, Legnaro 23,45 rispetto a 23,35, Limena 23,29 rispetto a 27,03, Loreggia 17,51 rispetto a 14,98, Lozzo Testino 15,09 rispetto a 15,51, Maserà di Padova
17,88 rispetto a 15,24, Masi 23,62 rispetto a 23,92, Massanzago 14,80 rispetto a 20,21, Megliadino San Vitale 18,54 rispetto a 26,12, Merlara 17,48 rispetto a 14,69, Mestrino 17,78 rispetto a 17,01, Monselice 22,91 rispetto a 24,03, Montagnana 17,79 rispetto a 15,40, Montegrotto Terme 17,63 rispetto a 17,21, 90 Padovana 19,17 rispetto a 21,15, Ospedaletto Ganeo 16,46 rispetto a 15,68, Padova il capoluogo 19,82 rispetto alla precedente del 23,36, anche qui è una diminuzione rispetto alla tornata precedente. Pernumia 17,17 rispetto a 16,68, Piacenza d'Adice 24,17 rispetto a 21,33, Piazzola sul Brenta 21,83 rispetto a 22,12, Piombino Dese o 18,05 rispetto a 14,70, Piove di Sacco 19,50 rispetto a 18,37, Polverara 27,74 rispetto a 26, Ponso 22,86 rispetto a 23,92, Ponte San Nicolò 21,84 rispetto a 23,04, Ponte Longo 24,68 rispetto a 25,29, Pozzo Novo 17,55 rispetto a 23,70, Rovolon 17,60 rispetto a 15,18, Rubano 21,10 rispetto a 22,77, Saccolongo 22,25 rispetto a 21,91, San Giorgio delle Pertiche 22,89 rispetto a 23,14, scusate, San Giorgio in Bosco 24,58 rispetto a 24,06, San Martino di Lupari 21,20 rispetto a 22,35, San Piero in Gu 28,12 rispetto a 24,52, Sant'Angelo di Piove di Sacco 19,71 rispetto a 18,79, Sant'Elena 21,80 rispetto a 22,23, Sant'Urbano di 16,94 rispetto a 14,21, Santa Giustina in Colle 22,21 rispetto a 22,26, Saonara 19,15 rispetto a 19,56, Selvazzano Dentro 22,19 rispetto a 21,96, Solesino 17,12 rispetto a 15,64, Stanghella 23,33 rispetto a 26,34, Teolo 18,29 rispetto a 16,27, Terrassa Padovana 28,91 rispetto a 23,46, Tombolo 21,56 rispetto a 21,78, Torreglia 19,84 rispetto a 17,73, Tre Baseleghe 21,25 rispetto a 22,59, Tribano 22,46 rispetto a 22,95, Urbana 24,34 rispetto a 26,70, Veggiano 19,08 rispetto a 15,26, Vescovana 17,35 rispetto a 15,20, Vigozzolo d'Este 21,30 rispetto a 24,21, Vigo d'Arzare 18,32 rispetto a 18,17, Vigonza 17,39 rispetto a 17,79, Villa del Conte 23,64 rispetto a 23,16, Villa Estense 22,24 rispetto a 23,27, chiudono Villa Franca Padovana 22,33 rispetto a 24,30, Villanova di Campo San Piero 19,31 rispetto a 17,61 e Vo con 23,40 rispetto a 26,41. Queste le percentuali delle elezioni europee alle ore 12. Adesso passiamo alle elezioni comunali e andiamo a vedere nel dettaglio tutti i comuni, i 56 comuni della provincia di Padova impegnati con le relative percentuali di voto alle 12 e la relativa percentuale precedente nella tornata precedente, appunto. Allora cominciamo da